perché ogni volta mi fa sudare. Allora, riprendendo un po' lo spunto che è venuto fuori, no, riprendiamo dal segretario, così prendiamo dalla posizione più neutra, poi vi agganciate gli altri. C'è stata dalla provocazione, che però credo che tanto provocazione non possa essere, del presidente Trump degli Stati Uniti, che l'ha buttata là e poi qualcosa dovrà ben fare. Abbattiamo drasticamente le tasse. Perché? Perché comunque anche gli Stati Uniti bene non stanno, devono rilanciare un'economia, devono rilanciare il mercato del lavoro, ecco perché tutte le politiche protezionistiche, eccetera. Taglio fiscale, maggiori possibilità ai lavoratori e alle aziende. Questa è una proposta. Potrebbe essere mutuata oppure assolutamente non è da valutare e staremo a guardare a distanza cosa potrebbe accadere agli Stati Uniti. Perché questo è stato un po' l'assist che... No, la proposta di ridurre le tasse, tra l'altro è anche stata una proposta che l'anno scorso abbiamo presentato, una proposta di legge proprio popolare sulla riduzione delle tasse e proprio era di ieri un'indagine del Corriere della Sera Economia dove sì. Mi sembrava di vedere, anzi è un dato molto attendibile, che i lavoratori dipendenti erano quelli che pagavano le tasse in maniera più costante, più, insieme ai lavoratori autonomi. Perché il nostro problema è che poi la nostra economia interna non si muove, sì. Dopo vedremo anche... Però ecco, la richiesta che la CISL ha avanzato al governo è quello di rivedere la rimodulazione degli scaglioni delle aliquote sulle tasse e rimettere in mano dei lavoratori più risorse per investirle. C'è una teoria economica, no, che se mettiamo 100 euro in mano a una persona che ne guadagna 10.000 euro al mese, li mette a risparmio. Se mettiamo 100 euro in mano a un lavoratore che guadagna 1.000 euro, le investe per comprare le scarpe al proprio figlio, e per cui genererebbe un meccanismo virtuoso. È chiaro che dentro una riformulazione del sistema delle tasse generale dobbiamo anche capire che forma di welfare vogliamo, perché il welfare dell'Italia è un welfare che dà garanzie. Abbiamo gestito per esempio il Veneto, la crisi che ha visto migliaia di lavoratori coinvolti con misure mai viste per il Veneto sulla cassa integrazione, su tutti gli ammortizzatori sociali che abbiamo utilizzato, ma se penso anche la sanità, le nostre risorse. Ecco, qui anch'io mi schiero fra la parte degli autonomisti in questo caso. Noi spendiamo bene le nostre risorse sulla sanità, anzi adesso si spera anche con l'azienda zero si possa fare ancora meglio, pur garantendo servizi di prossimità vicino alla gente nei territori, ma investire bene. Allora le tasse, qualcuno diceva prima, la giustizia, sono alcuni temi che aiuterebbero sicuramente il Paese a ripartire meglio e con più energia, per cui sono d'accordo da questo punto di vista. Alain Luciani, dopo il passo ciascuno. Sì, no, appunto il tema era proprio quello, cioè giustizia per attrarre investimenti esteri. Comunque Salvini ha fatto la sua buttata a suo tempo con l'aliquota. Sì, ma infatti anche sul discorso... Soltanto che il problema è che da noi c'è il terrore che non tutti pagherebbero. E ma quindi... sì, è vero che in Italia purtroppo abbiamo una malattia, ci sono alcune persone che al di là della tassazione non gli interessa niente. Potrebbe essere qualsiasi aliquota. Ma questo penso in qualsiasi parte del mondo, non solo in Italia. Sì, però in Italia diciamo che c'è un po' cioè io che lavoro con delle aziende tedesche, loro mi dicono c'è sempre la questione italiani, dice, perché sono quelli che non vogliono la fattura. Guarda che loro sono quando hanno assunto ma magari anche loro, magari è solo un modo di dire, però loro mi dicono guarda, spesso ho delle difficoltà perché io devo fatturare, mi dice, delle aziende con cui lavoro io tedesche, e a volte mi trovo in difficoltà che questi mi fanno il bonifico e poi la fattura non la vogliono, mi chiedono lo sconto, ma per carità, si generalizza sempre, di natura per nostra. Carità. Anche Germania ha la sua evasione fiscale, non è che sia esule da altre cose. Tra l'altro il Veneto è una delle regioni che ha la minor evasione fiscale d'Europa, quindi anche questo ci dovrebbe comunque, considerando quel tipo di economia che abbiamo, i tanti soldi che girano nel Veneto, sapere che siamo al più basso, uno dei più bassi livelli di evasione fiscale d'Europa, comunque significa che di per sé il Veneto è una persona comunque onesta, che cerca quantomeno e capisce l'importanza anche di pagare le tasse. Pagare tutti ma pagare poco, questa è l'idea che ha la Lega Nord. Il fatto che la Costituzione prevede comunque degli
degli scaglioni è previsto anche nell'idea che la Lega ha, perché se ad esempio in una famiglia dove c'è un figlio, 2 figli, 3 figli, 4 figli, un tot di persone a carico, lì si può creare una fiscalità quindi a scaglioni. Quindi il tema che molti dicono no, ma non si può fare perché la Costituzione, in realtà viene immediatamente smentito, perché se da 10 a 15.000 euro nessuno paga tasse, zero, voglio dire, e dai 15 ai 20 a seconda di quanti figli o di quante persone è a carico si può creare anche lì una serie di scaglioni, per cui lo trattamento è uguale per tutti. È stato dimostrato tra l'altro anche dal Sole 24 Ore, che seriamente è andato a verificare quella che è la proposta della Lega, ha detto effettivamente a parte i primi 3 anni, ok, è questo un sistema che a regime può dare delle grandi soddisfazioni al nostro paese, perché appunto attrae investimenti, ci sarebbe meno gente che evade, ma soprattutto sulla ricontrattazione del debito che noi oggi abbiamo. Noi abbiamo un debito molto elevato, impagabile, perché quando prima si parla di numeri, cioè la spesa pubblica in Italia, è vero che ci sono tante porcherie, le vediamo su Striscia Notizia, no? Tutti i giorni di cosa scialacquamenti, ma è anche vero che oggi noi abbiamo uno dei disavanzi più importanti a livello europeo, cioè siamo quelli che di più, tra virgolette, risparmia, avanza a fine anno, ok? Però siamo anche il paese che investe meno in sanità, che investe meno in istruzione, che investe meno. Dov'è che possiamo andare a tagliare? La politica va bene, ok, adesso è di moda dire tagliamo la politica. Cioè possiamo fare quello che diceva il sindacalista giustamente, possiamo comunque far di più riducendo le partecipate, cercando di ridurre quello che è stato fatto adesso in Regione per la sanità, che tanti magari hanno stesato, però è un modo anche quello di stringere le comunità montane, raggruppiamole, riduciamo i comuni, per quanto possiamo risparmiare, queste voci qua incidono di 4 miliardi l'anno. Noi oggi paghiamo 40 miliardi di interessi e abbiamo un disavanzo di 20. Per quanto siamo bravi e per quanto tagliamo 20 miliardi all'anno per andare a pareggio, dove li recuperiamo? È impossibile. Punto di domanda. Solo ricontrattando i debiti. Ma scusami, rifacciamo una ritrattazione. Basta una testa, perché il tasso di interesse si è abbassato in questi ultimi anno, 2 anni, cosa c'è, 100 punti? Cioè, per cui non capisco perché noi, prima quando c'era il governo Berlusconi, erano 500 punti. Adesso siamo andati a 100 punti e abbiamo sempre questo. Allora c'è qualcosa, o chi fa i conti là, se ce li dà a noi, poveri ragionieri, commercialisti, autorini, proprio stupidi, siamo stupidi noi. Se me li danno i numeri 1 più 1 fa 2, non vorrei mai che li facessero 2 quando gli fa comodo, 4 quando gli fa comodo. Allora, qual è il problema? È la politica. Perché quella burocrazia è comandata dalla politica, il costo della politica assorbe i nostri benefici. Tutti, se non ci fosse più la politica, noi vivremmo meglio tutti, perché la politica si alimenta di denaro. Per essere alimentata di denaro preme noi, con le tasse. Ragazzi, guardate che è così, ragionate bene. Se non ci fosse la politica, noi ci autogoverneremo. È l'autogoverno, allora, si parlava prima. Perché la politica, aspetta, Rocco, perdonami, finisco. Purtroppo noi siamo legati all'Europa, che ci sta dando poco, anzi ci sta creando problemi. Ma noi, qualcuno lì, da noi in alto a Roma, ha firmato il Fiscal Compact. Sappiate che avendo fatto quella firma micidiale, quella rivista, per esempio, micidiale, non possiamo rivedere né debito né niente. Noi dobbiamo solo fare manovre finanziarie o correttive, come hanno fatto questo, dicendo di aumentare l'IVA anche l'anno prossimo, così siamo morti. E per cui allora c'è qualcuno che lì, sono 2 le strade, o è talmente stupido che non capisce niente, ma allora mando mio figlio che ha 5 e l'altro di 10, che forse ha di più, o lo stanno facendo per cosa? Per opprimerci sempre di più, perché 2 sono le soluzioni. Posso? Certo, Rocco Bordin. Allora, siamo tutti d'accordo sull'abbattere le tasse. Perché siamo tutti d'accordo? Perché abbattendo le tasse il volano economico riparte. Dobbiamo essere altresì tutti d'accordo che abbassando le tasse bisogna rivedere la spesa pubblica, perché bisogna essere onesti. Quando gli introiti sono minori, i servizi che diamo, perché poi lo Stato si rifà sempre sui comuni e sulle regioni. Che cosa fa? No? Nel momento in cui abbassa le tasse, le fa alzare alle regioni, le fa alzare ai comuni. E allora è un giro in cui il cittadino è sempre costretto non a vedere un abbassamento delle tasse, ma un rialzo dove? In altri versanti sempre dell'amministrazione. Allora il problema qual è? Il problema è duplice secondo me. Intanto avere la possibilità
di abbattere l'evasione fiscale, ma averla sul serio, cercando di mettere assieme, no? Finanza, Stato, banche, cercando di mettere assieme tutti quei valori che fanno sì che uno abbia dei problemi maggiori nel momento in cui evade, e poi bisogna cercare di controllare gli sprechi e la burocrazia. Perché noi abbiamo una burocrazia che è fatta di persone, di dipendenti. È vero che la maggior parte dei dipendenti pubblici sono dipendenti validi e non sono i furbi del cartellino o compagnia bella, ma ci sono, guardate che la politica è lo specchio della società. Stiamo attenti a questo, cioè ci sono un sacco di dipendenti pubblici che si comportano come il peggio dei politici, questa è la verità. Bisogna guardare la società non solo per avere i consensi, ma per dare delle soluzioni, perché è bello dire è giusto fare il bene, è sbagliato fare il male, ma sono ovvietà e banalità che non tornano utili alla risoluzione dei problemi. Allora noi dobbiamo inquadrare il fatto che abbassando le tasse bisogna abbassare anche le spese, che bisogna andare a recuperare l'evasione per rimpinguare le casse e dare i servizi, che non ci sia una volontà di non ci sono dei livelli burocratici, i famosi manager, che hanno oggettivamente degli stipendi, e sono tanti, che hanno oggettivamente degli stipendi che sono maggiori anche dei politici che siedono a Roma, che sono stipendi alti comunque, ma sono stipendi che sono intoccabili, perché hanno una serie di lobby per cui lavorano, sui quali nessuna convergenza politica osa attaccare. Allora rivedere completamente la macchina amministrativa burocratica vuol dire avere il coraggio di andare contro queste lobby. Se noi non spieghiamo ed educhiamo i cittadini, perché sembra che questi politici siano venuti da Marte e si muovano senza avere niente dietro, non è così, ci sono le banche, c'è l'Europa dietro, ci sono tanti interessi. Ora abbiamo il coraggio di guardarli in faccia, di tagliarli e di parlare anche di dolore e sangue. Ecco, perché se no, in termini di tasse, sempre ovviamente, non in termini fisici, o se no si fa così, si dicono delle cose per avere dei voti, è meglio il bene, vogliamoci bene, diamoci un bacino. Ma siamo qui a parlare della flax tax e penso che tutti saremmo d'accordo che magari se fosse una flax tax unica che però non rientra nel discorso della maggiore autonomia contrattabile con il governo, perché attenzione. Tra le altre cose, però ricordiamoci che l'anno prossimo si dice che aumentino ancora l'IVA. Quindi noi siamo qui, come spesso purtroppo capita in Veneto, a discutere di massimi sistemi, di come risollevare il mondo, eccetera, eccetera, e poi tutte le nostre proposte cadono ogni volta nel vuoto. Andiamo in Consiglio regionale a vedere quanti progetti di legge, decine e decine ogni anno, finiscono a Roma e in qualche commissione e li muoiono. Andiamo a vedere poi quante leggi a Roma ci impugna, non ultima quella sul fondo sul legittimo difesa, fatta dal Veneto, da un'assemblea eletta dai veneti e poi bocciate da Roma, da una mini assemblea eletta da nessuno. Perché vuol dire che non siamo tutelati bene a Roma noi? No, anche qua. Quanto detto prima, bisogna togliere autonomia agli altri. Questo è un altro problema che secondo me hanno i veneti. Cioè, prima di andare a dire di togliere autonomia agli altri, pensiamo a ottenerla noi. Cioè, il Sud Tirolo alla fine non è che ci sottrae soldi a noi, lui si tiene i suoi soldi per i 9 decimi. Noi invece, è esattamente il contrario. Aspetta un attimo. È vero, ti faccio è vero che quando c'è da muovere qualcosa per le regioni del Sud, tutte le componenti, tutti i politici fanno squadra. Infatti, quando dovremmo farla noi in Veneto non riusciamo mai a farlo. Allora dico, prima di andare a lamentarsi, eccetera, cerchiamo di portare a casa per noi i risultati. Così come il discorso sulla sanità. Sanità è elogiata come punto di diamante, giustamente, però è anche vero che la sanità è uno dei temi regionali su cui abbiamo maggiore autonomia e su cui abbiamo più competenze. Allora io mi dico, perché dove abbiamo più competenze riusciamo al meglio? Però d'altro canto non ne possiamo chiedere troppe o di più, perché altrimenti rischiamo di fare come l'Italia. No, attenzione, io credo che invece più competenze abbiamo, più faremo meglio per la nostra gente. Quali chiediamo? Rocco Bordin poi tutte, le chiediamo tutte, più competenze possiamo ottenere, le domandiamo tutte. Più competenze abbiamo, meglio è. Ma allora, la verità è questa, no? Ci sono certe cose che si potrebbero logicamente economizzare. Per esempio, anche qui l'apparato nostro ospedaliero. Sai quanta gente viene da fuori regione nel nostro ospedale? Tanto per dirne una. E sai quanto costa a noi? Molto di più rispetto a un cittadino veneto che va all'interno dell'ospedale. Allora, se noi abbiamo le efficienze, è giusto anche che però, perché vede, poi se uno ha più bisogno di noi, viva Dio Gesù, lo lasciamo lì, anche, no? Certo. Però
la verità sarebbe da dire: createvi un vostro ospedale che sia efficiente lì. Infatti. Allora, è qua dove lo Stato sbaglia. Cioè, a questo punto se no bisogna mettere dei paletti, come dici tu, no? Sì. Perché comunque gli altri migliorano. Sì. Non so se mi sono spiegato. Sì. Se tu stai male e non puoi più venire qui a curarti, romperai le scatole dove sei perché ti curino bene. Potrebbe essere un'alternativa un po'... L'autonomia per un po' sballata, però potrebbe starci, ok? In questo senso. E comunque finisco prima il discorso del fiscat. Là non puoi toccare le imposte, capisci? Noi siamo bloccati, perché tu puoi anche volere il sangue, come diceva prima Rocco, ma non lo puoi neanche fare volendo, perché noi siamo bloccati dall'Unione Europea. Ecco perché ti dico, abbiamo talmente dei limiti, tali per cui già lo Stato nostro decide poco. Non so se mi sono spiegato. Sì, certo, rispetto all'Europa. Figurati il Veneto o qualsiasi altra regione cosa possa decidere nei confronti l'Europa. Ecco, questo è il problema grosso da noi. Fino a una settimana fa, prima di Macron, diceva che i patti europei erano indiscutibili. Vince Macron con la Merkel che dice no. Per gli interessi di Francia e Germania i patti europei si possono rivedere. Cioè, questa è una presa in giro. Allora noi dobbiamo trovare un nuovo rapporto con l'Europa. No, l'Europa oggi stanno addirittura pensando, e io me lo auspicherei anche francamente, di creare una moneta europea a 2 velocità. Si sta ipotizzando addirittura questo, in Francia ne stanno parlando, io ho parenti lì, tutti i telegiornali parlano di questo, cioè dicono chi si può permettere l'euro di fascia A, chi non se lo può permettere l'euro di fascia B, che era quello che un matto che si chiamava Umberto Bossi diceva, quando entrammo nell'Unione Europea, diceva il nord può permettersi l'euro, il sud no, cioè lui era un visionario, per carità, no? Sì, però alla fine aveva già intuito quello che davvero sarebbe accaduto, cioè effettivamente il nord di per sé, l'Emilia Romagna, la Toscana, un po' tutto il centro-nord, effettivamente ha una struttura, voglio dire, che può competere con l'Europa. Sì, ma noi saremo con la parte sud dell'Europa. Sì, la parte sud, però con l'euro debole. La Padania, come la chiamava Bossi, fa parte comunque della parte centrale dell'Europa. Siamo Italia, però attenzione perché l'Europa sta intendendo come macro regioni, per cui si ritorna di nuovo al modello precedente, cioè il fatto che ci sono delle aree, se guardi caso, quella veneta, quella lombarda, quella della Baviera, la Slovenia stessa, cioè è una macro area che è molto similare dal punto di vista economico, il piccolo capannone, la media piccola industria, cioè l'Europa sta pensando a una doppia moneta che però non significa che l'Italia debba avere una categoria B, cioè potrebbe addirittura suddividerla in macro regioni. Io me lo auspico questo perché sarebbe un'occasione per il Sud di rilanciarsi sul serio, perché quando si parla di lira, euro, torniamo alla lira, tutte queste robe qua che sentiamo sempre dire, è come se tornassero alla lira di fatto, anche se non euro di fascia B chiamiamo, e potrebbe veramente rilanciare, sempre però con una riforma fiscale, perché sennò è inutile, perché tutti gli sforzi, quando siamo al 70-80%, le aziende lavorano 9 mesi su 12 tra burocrazia e tasse, cioè con 3 mesi fai fatica dopo che hai pagato affitti e stipendi a fare reddito. Prima il segretario, poi Bordin, prego. No, io ripeto, le considerazioni che aggiungo, quando sentivo ci vuole meno politica, io dico ci vuole buona politica, non possiamo fare a meno abbiamo visto cosa vuol dire i tecnici, governo tecnico. E poi quando venivano richiamati i dipendenti pubblici in questi ultimi anni sono ridotti all'osso, nel senso che c'è bisogno di digitalizzare la nuova pubblica amministrazione, ripensarla meglio, farla funzionare in maniera diversa e più innovativa. Io pongo anche 3 riflessioni che ascoltavo e che definisco come 3B, no, per il Veneto. Il tema delle bandiere, no? Sempre questa questione che identificate come bandiere che stanno tra le fazioni, no? Chi sta da una parte e chi sta dall'altra, senza fare un gioco di squadra. Avete richiamato prima la questione di lobby su Roma. Il Veneto non conta nulla. Noi siamo assenti, non c'è una voce che arriva su Roma forte da parte del Veneto, per cui dobbiamo superare la questione delle bandiere, e quando dico superare le questioni delle bandiere anche della battaglia etniche che il Veneto affronta da anni, io dico sempre, se il Veneto non avesse avuto l'immigrazione dal sud degli anni 70-80, l'immigrazione extraeuropea degli anni 90 e quella del 2000 dei paesi dell'est, oggi avremmo un'economia molto più debole dal punto di vista del manifatturiero in Veneto. E la terza B, per cui, scusi, bandiere, il tema delle banche.
qualcuno sottovaluta che abbiamo preso una sberla enorme e il Veneto è rimasto in silenzio. No, questo è stato 10 miliardi buttati e famiglie, non parlo di chi ha fatto una scelta consapevole di investire, ma mi sono molto preoccupato delle famiglie e i piccoli risparmiatori. E il tema è bambini. Noi non stiamo affrontando il problema demografico della nostra regione. La nostra regione è in caduta libera dal punto di vista demografico e abbiamo sì da spendere moltissimo in politiche di welfare prossimamente. E come facciamo a progettare la nostra regione invece una visione di diventare quella parte europea, essere dentro quel progetto europeo? Sono dei temi che sicuramente dovremo discutere in maniera più approfondita. Do la parola a Rocco Bordin anche dopo l'ultimo giro, però devo andare in pubblicità per l'ultima volta. Pubblicità, pochi secondi, veramente poi siamo di nuovo insieme.